Allora siamo giusti nella piazza di Asolo, primo e secondo piano, e chi ci troviamo? I Papa, ho detto perché Gian Antonio? Perché siamo, diciamo, una generazione di parrucchieri, quindi alla terza generazione per essere precisi. E quindi abbiamo passato, diciamo, il testimone uno all'altro, quindi siamo in molti. Cioè, lei comincia a essere un po' antico anche te. Insomma, sì, sono già antico. È una battuta, ovviamente, è una battuta. Sono già antico. Da poco siete passati nella nuova sede, che è molto bella, insomma, basta vedere, non occorre fare tante osservazioni. Grazie. Raccontaci un po' la filosofia del lavoro. Beh, noi sicuramente stiamo lavorando per dare soprattutto tanta qualità al cliente. E oltre che la qualità stiamo cercando tutti i filoni moda che vanno, diciamo, a dare quello spunto in più che va a differenziare un po' il parrucchiere, ma non solo, diciamo, moda per dare quella, diciamo, filosofia diversa di taglio, di colore, quella particolarità che va ad essere che va a differenziarsi nel mercato, insomma. Quindi estrarre la personalità, oltre al di là della pura visibilità, estrarre l'anima del cliente e estrinsecarla con una conciatura che sia all'altezza. Cercare anche di personalizzare al 100% a seconda del cliente, logicamente, perché è questo che oggi vale, no? Cercare di dare il massimo al cliente, capire la sua volontà, le sue esigenze soprattutto. Siete unisex? Sì, unisex. Quindi sia donne che uomini praticamente nelle vostre... Poi qua, ma chi ha cominciato l'attività? C'era anche un papà allora prima? Sì. C'era il nonno? Sì, c'era mio padre Domenico, che è stato il fondatore, diciamo, di questa azienda. Quanti anni sono? Sono 54. Quindi, allora passiamo, guarda, intanto andiamo a trovare la terza generazione, un secondo. Vieni, accompagnaci allora. Buongiorno. Il tuo nome, così ricordiamo? Luca Papa. Luca. Ecco Luca sta, a dire la verità, preparando una cara amica, che è l'artista Isabel Casella, che è una delle protagoniste poi della vita dei commercianti del centro storico di Asolo. Isabel, prima di intervistare Luca, volevo sapere come mai vieni dai Papa? Perché sono sempre aggiornati alle nuove tendenze, hanno sempre un passo in più e un'idea in più, e io mi trovo molto bene perché non sono io che chiedo, ma loro che mi consigliano e hanno sempre l'idea giusta e... Insomma, mi trovo molto bene. Come cliente, visto che sei un artista un po' pazza, pensi di essere un po' rompi o... Sicuramente, ma loro sono troppo gentili e non me lo dicono. Guarda, c'è niente mi ha spiazzato, non riesco a fare scandalo. Luca, mi dica. Terza generazione, come prendi il lavoro? Intanto complimenti, perché sai che la conciatura l'ho scelta io, ho invitato io Isabella a venire perché mi è piaciuta. Sveliamo un piccolo segreto, diciamo, nell'intervista. Cosa ci metti dentro? Tanta passione, senz'altro molto aggiornamento e anche personalità, sinceramente. Temperamento, sì, rispettando logicamente quella che è la moda attuale. Visto che c'è qua Gian Antonio che ci ascolta, tu fai finta che non ci sia, no? Quanto importante è questa storia familiare alle spalle? Beh, senz'altro... Cioè, diciamo che pesa molto, nel senso che avere due generazioni alle spalle che ti supportano, diciamo, l'esperienza, tutte queste cose aiutano molto, diciamo, nel rapporto col cliente, col nostro lavoro in generale, diciamo. È stato difficile tirar fuori l'interiorità assai ricca, in verità, della nostra amica? Beh, diciamo che lei si esprime molto bene e basta cogliere, diciamo, come si può dire, l'essenziale di una persona, no? Proprio la personalità, saperla capire, e il gioco è fatto, diciamo. È un po' rompi. No. Non riesco a farmi dire niente di critico. Gian Antonio, insomma, avere un rampollo così penso che sia anche una soddisfazione, no? Sì, non devo nascondermi che è un po', diciamo, il nostro punto di forza. Che se non ci fosse stata la terza generazione, tu dici ristavi ancora là e chiudevi. Chiudevo però... Dai, era battuta la mia, ma per dire che quando si ha questo stimolo, questa marcia in più, si riesce anche a progettare il futuro con molto più entusiasmo e compassione. Sicuramente. Ma adesso dobbiamo sentire una bella signora che invece fa un altro servizio qua dentro. Sì, la signora ci segue un po' nel discorso, diciamo che il look va terminato anche con un po' di trucco perfetto, con un po' di trucco e un po' di, diciamo, quello che serve per finire, diciamo, non solo la conciatura, ma... Tu mi permetti, io preferisco intervistare la signora che te. È unisex, quindi non ci sono. Ti chiami? Laura, benissimo. Cosa faresti a sta bella signora qua se dovessi occuparti di lei?
Beh, la Isabel... Ah, ma la conosci, era tutto organizzato. Sì, e beh, è bella di suo dunque. Convengo, ma non diciamoglielo troppo se no si esalta. Con la conciatura di Luca e il suo viso risalterei gli occhi che sono grandissimi e la bocca. Vedo che hai fatto un trucco molto semplice, cioè che non appesantisci la persona, Sì, cioè la usi il semplici- trucco come sottolineatura. Sì, della la persona. semplicità per noi è sempre la miglior arma, insomma, ecco. Sì, alla Isabel appunto ho risaltato gli occhi perché ha due begli occhi grandi, la bocca, anche sì, com'è vestita, proprio come persona, in sé la farei così. Adesso ecco. vediamo di fare un po' uno scudo. Come ti trovi qua dai Papa? Non sta a urlarlo troppo che ti sento. Bene, bene, sempre bene qui dai È Papa. una grande scuola, vero? Sì, sì, è una grande scuola, Luca è bravissimo, Gian Antonio non stiamo anche. neanche a parlarne, Non se ne no parliamo. ti licenzia subito. No, ovviamente ci piace scherzare in questi nostri servizi per non renderli tutti uniformi. Le nostre, cari telespettatori, non sono marchette pubblicitarie. Questa gente viene scelta per la passione, la bravura, la capacità che hanno nel fare il proprio lavoro. Grazie ai Papa, ci risentiremo almeno una volta al mese con l'andare delle stagioni, così vediamo anche come si evolve sia la moda, la fashion, sia i gusti, diciamo così. Grazie a voi e dal Centro Storico di Asolo al prossimo appuntamento. I know you want me. I made it obvious that I want you to. So put it on me. Let's remove the space between me and you. Now rock the body. Oh, damn, I like the way that you move. So give it to me. Oh, 'cause I already